Il turismo a Belluno si rialza ma non arriva ancora all'esploit di 2 anni fa. Ad agosto più 18,5% la variazione percentuale registrata negli arrivi, più 12,4% quella delle presenze. Tradotto in numeri, 823 arrivi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando Belluno fu l'unico capoluogo veneto a registrare il record del crollo degli arrivi. Questa volta la città fa meglio di tutte le altre sorelle venete, che hanno per lo più mantenuto il trend rispetto al 2013, ad eccezione di un calo registrato a Treviso e Vicenza. A Palazzo Rosso tanto basta per essere soddisfatti del lavoro fin qui svolto. Un ottimo dato perché ovviamente, nonostante il tempo non proprio eccezionale, la città di Belluno è stata premiata, è stata visitata in particolar modo da quello che sono i turisti stranieri. Agli eventi e alle manifestazioni organizzate in città ad agosto il merito di avere richiamato tanti turisti. Una città che vive soprattutto di iniziative, eventi e manifestazioni, riesce a sopperire meglio rispetto alle località montane, che hanno ovviamente un doppio legame con quella che è l'utilizzo dell'ambiente e quindi con la disponibilità di un tempo che garantisca l'accessibilità ad esempio alle vette, e dall'altro punto di vista c'è un lavoro che è stato fatto negli ultimi mesi sia dalla parte pubblica, ovviamente un grande lavoro soprattutto in ambito di comunicazione, e dal punto di vista della parte privata nell'elevare la qualità delle strutture alberghiere. Sono stati gli eventi sportivi a richiamare il maggior numero di persone che si sono fermate a dormire in città, ed è questo l'investimento turistico sul quale il Comune conta, tralasciando per il momento l'organizzazione di manifestazioni culturali e di mostre che portano solo visitatori ma non pernottamenti. Non è detto che in futuro la città non possa ricominciare anche dal punto di vista culturale, una volta aperto il nuovo museo civico al Fulcis, e abbiamo anche poi lo spazio al Palazzo Bembo, che sicuramente si presta per essere un ottimo contenitore di eventi culturali. Potremmo di nuovo come città riaffacciarsi anche al mercato ad esempio delle grandi mostre. Male, anzi malissimo, il dato finale provinciale. La statistica sul turismo montano rileva infatti un calo pesantissimo, un vero e proprio tracollo al quale dobbiamo trovare rimedio, dice l'assessore regionale Marino Finozzi. La potenzialità del Veneto dal punto di vista turistico c'è, l'importante è che riusciamo ad ottenere due importanti e significativi obiettivi: quella della diversificazione e la distribuzione dei turisti in tutto il territorio regionale, e quella della destagionalizzazione per non andare a concentrare i turisti in un unico periodo e nelle solite località.